intanto tolgo una parola a digiuno perché quest'anno ci è stato servito in tutte le salse e poi perché padre Serafino ha detto che è una cosa semplice, 2 parole, non mangiare. Quindi non c'è nient'altro da dire sul digiuno. Mi fermo sulla parola ascesi, termine che deriva dal greco, che il vocabolario dice pratica spirituale che mira a ottenere il distacco dal mondo, la conseguente perfezione interiore mediante l'abnegazione e l'esercizio delle virtù. È un esercizio, ascesi uguale esercizio. C'è una parola italiana molto simile, cambia solo per una vocale, però che ha tutt'altra, viene da tutto il mondo, dal mondo latino, che è la parola ascesa, che deriva dal latino ascendere. Le 2 cose, anche se hanno provenienze diverse, sono molto collegate, perché non c'è ascesa senza ascesi. Per chi va in montagna, lo sa bene, c'è chi va al Passo Giau in macchina, prende la seggiovia fino alla Verau, si siede a tavola, fotografa le 5 torri, la Marmolada e dice sono stato in montagna. In realtà non c'è stata nessuna ascesi, tantomeno il digiuno, e nessuna ascesa. Chi va in montagna sa che se deve partire, va a letto presto, non si appesantisce con una colazione troppo pesante, deve fare un certo esercizio lungo la strada. Si chiede, che io me lo chiedo sempre, a chi me l'ha fatto fare, svegliarmi presto, tutta questa fatica. Dopo, quando si arriva in cima, allora c'è una soddisfazione. Ecco, ascesi e ascesa sono molto collegate e l'analogia con il cammino spirituale è vicina, è un'analogia perché l'ascesi per la vita spirituale in realtà inizia con un atto non di volontà, direi nemmeno di piacere, ma con un atto di umiltà. Non mi sono messo d'accordo con Don Filippo, però la prima cosa che dico la dico commentando il Salmo 121, 120, che è uno dei canti di pellegrinaggio. Alzo gli occhi verso i monti da dove mi verrà l'aiuto. Il primo atto ascetico di chi decide di salire verso la Santa Montagna è questa semplice azione di alzare gli occhi verso l'alto. E quindi prima del digiuno, prima dei cilici, delle veglie notturne, delle astinenze, è il movimento degli occhi. Alzo gli occhi verso i monti. E alzandoli chiedo da dove mi verrà l'aiuto. L'ascesi è necessaria per compiere il primo passo della nostra ascesa verso Dio, quindi non è, da quello che capisco io, un atto di volontà, ma un atto di umiltà, che ci fa riconoscere l'impossibilità di salire con le nostre forze la Santa Montagna, di farcela da noi. Ci spinge ad affidarci unicamente al Padre che è nei cieli, a colui che può mandarci l'aiuto. Nessuno, eccetto Lui, potrà darci la forza di iniziare e portare a termine questo cammino che conduce alle porte non del Tempio, ma del Regno dei Cieli. 2 detti dei padri del deserto. Abba Antonio disse: vi sono persone che hanno consumato il proprio corpo nell'ascesa e non avendo discernimento hanno finito per allontanarsi da Dio. L'ascesi può essere molto pericoloso religiosamente. Un altro Abba che va a trovare Abba Antonio, Abba Ammonio di Nitria, venne a visitare Abba Antonio e gli disse: ecco, io faccio molta più fatica di te. Perché il tuo nome è più grande del mio tra gli uomini? Gli rispose Antonio: perché io amo Dio più di te. E alzare gli occhi è un atto di umiltà, è un atto d'amore. Ora, se il male non fosse più forte di noi, se fosse alla nostra portata, potremmo combatterlo con la nostra forza, con la nostra buona volontà, con la nostra intelligenza. Non sarebbe necessaria questa ascesi di alzare gli occhi verso i monti e chiederci da dove mi verrà l'aiuto.
E quello che sto dicendo adesso l'ho preso di sana pianta da un biblista francese, non vivente, un gesuita, Paul Bourchon, che appunto commenta i salmi e commentando questo salmo parla proprio del male. Il male è più forte di noi. Non sto parlando dei peccati, quelli banali della vita quotidiana in cui cadiamo sempre, di chi sta dietro i peccati. Il male con M maiuscola, il principe di questo mondo. Se appunto non ci si sentisse spaventati dalla presenza del principe di questo mondo, rivolgersi a colui che abita nei cieli sarebbe solo perdita di tempo. Ma il male è più forte di noi, non c'è niente da fare. Ma Dio è più forte del male e le potenze degli inferi dice non prevarranno. Ecco, qualcuno potrebbe obiettare che questa ascesi dell'alzare gli occhi verso il cielo sia in fondo un atto troppo passivo, troppo remissivo, in fondo sembra che non combattiamo. E un po' è vero, ma i testi biblici, i salmi in particolare, con tutti i riferimenti a lotte, armi, combattimenti, sia Antico che Nuovo Testamento, Paolo ai Romani, non so se i Romani, nella sua lettera parla dell'armatura del cristiano. Quindi, ecco, la scrittura non ci insegna questo, a essere passivi e remissivi. Ci insegna piuttosto e descrive piuttosto una lotta sia attiva, sia una lotta attiva e una salvezza passiva che noi riceviamo. E il fatto che si conservino questi due aspetti, che sembrano in contraddizione, sembra un paradosso, io credo che questo sia una garanzia della verità. Non saremmo disposti ad accettare volentieri delle lezioni di fiducia in Dio da parte di maestri che hanno evitato le lotte quotidiane, che invece fanno parte della nostra vita. Invece, appunto, scrive Paul Bourchon, quando cito letteralmente, è un'esperienza quanto mai umana quella di sperare che alla fine giunga colui che ci offra un rimedio. Un rimedio che noi non abbiamo, una chiave senza la quale resteremo imprigionati. Non è affatto umano credere che essere salvati diminuisca un uomo. L'umanità, al contrario, si è educata imparando che un uomo da solo è impotente di fronte a certi mali. L'esperienza dovrebbe insegnarci che noi riceviamo senz'altro più salvezza di quante riusciamo a procurare. Solo se non si è, e concludo la citazione di Bourchon, solo se non si è molto addentro al combattimento della vita spirituale, si può credere che le nostre forze siano sufficienti allo scopo. Per compiere l'ascesa al monte di Dio, il primo atto scettico è un atto di umiltà, che ci fa alzare gli occhi verso i monti, con la certezza che solo da là può venire la salvezza. Ma cito un detto non più dei padri del deserto, ma dei rabbini, che sono sempre molto ironici e molto profondi. Un giovane si rivolse al suo maestro perché gli insegnasse a piegare i cattivi istinti. Il maestro lo guardò e ridendo gli disse: tu vuoi piegare i tuoi istinti? Spalle e reni ti spezzerai, ma un istinto non lo piegherai. Ma prega, studia, lavora seriamente, e ciò che è cattivo nei tuoi istinti svanirà da solo. Concludo con una storia biblica, una storia che conosciamo bene tutti, ma le storie vanno raccontate, come i bambini. Perché i bambini ci domandano ai genitori, raccontami sempre la stessa storia? Perché è così che si educano. Dire a un bambino, se non stai attento ai cattivi compagni andrai all'inferno, non serve niente. Leggergli la storia del Cappuccetto Rosso o di Pinocchio, questo, e ripetergliela magari per anni interi, questo l'aiuterà e questo aiuta anche noi. Leggere storie che noi conosciamo bene, come quella di Elia, un profeta tutto d'un pezzo che a un certo punto la sua vita va a pezzi. E nel momento in cui la sua vita va a pezzi,
là comincia il suo cammino, la sua ascesa e la sua ascesa verso il monte di Dio. Nel mondo biblico la fuga non disonora, ma salva, soprattutto se chi scappa è il più debole e rischia di finire vittima del più forte. E poi la fuga è anche un andare altrove, spostarsi da dove si è per cercare un altro, un movimento che il Dio biblico ama molto. E la storia di Elia, la sapete, ha appena sgozzato 450 profeti di Baal sulla cima del Carmelo, è giunto all'apice della sua carriera di profeta. In quel momento, subito dopo, ha paura di una donna. Ha sgozzato 450 uomini e ha paura della regina Jezabele. Per questa paura lui scappa nel deserto, desideroso di morire, dice il testo biblico, che è molto delicato. Poi va al suicidio, si stava suicidando sotto quella ginestra. E quella ginestra comunque segna per Elia una linea di confine tra un prima e un dopo. Prima c'è l'uomo tutto d'un pezzo. Gli uomini tutti d'un pezzo assomigliano molto agli idoli, che sono appunto pietra, di metallo, tutti d'un pezzo. Dopo c'è l'uomo a pezzi. A quel momento sta decidendo: mi lascio morire perché tanto non sono migliore dei miei padri, non sono migliore della madre e del padre che mi ha generato, la mia vita non conta nulla. E in quel momento, non sul Carmelo è sceso un fuoco, ma è in quel momento che arriva un angelo del Signore e gli porta un pane e una parola. E la Bibbia è sempre molto concreta, pane e parola. Senza la parola quel pane non lo porterebbe da nessuna parte, ma la parola senza quel pane non avrebbe effetto. Un pane e una parola. E la porta 2 volte, che Elia comunque desidera suicidarsi. 2 volte perché Dio di Elia fino a quel momento era il Dio del ora basta, non sono migliore dei miei padri. Il Dio che incontra, che comincia a incontrare Elia, è il Dio dell'ancora una volta. E con la forza di quel cibo camminò 40 giorni, 40 notti fino al monte di Dio, loro per le vostre caverne. Lui pensava di essere là per riposarsi, per passare la notte. In realtà c'era un appuntamento. Il Signore l'aveva guidato e portato fin là. La sappiamo, la storia del fuoco, del vento, del terremoto. I maestri che sono molto più precisi di noi, i preti cattolici, nel leggere la scrittura, che si fermano sui particolari. La Bibbia dice che il Signore non era nel terremoto, non era nel vento, non era nel fuoco. E dopo ci fu quella parola, mormorio di un vento leggero, letteralmente voce di silenzio sottile, ma non dice poi ci fu la voce di un silenzio sottile. Non ci dice che Dio era in quella voce di silenzio sottile. Solo queste 3 parole, senza verbo essere. Voce di silenzio sottile, che tra l'altro è un ossimoro dal punto di vista della grammatica. Silenzio e voce non vanno d'accordo, ma quando si tratta di Dio, gli ossimori ci stanno. Sono i nostri ossimori che a volte fanno schifo, è meglio non farli. Ne cito uno che io non sopporto quando sento qualcuno che dice questa cosa, che adesso dovrei dirla. O leggo un libro dove trovo questa cosa qua, io la butto via. Non saperlo. Non dite mai assordante silenzio. È una cosa che non sopporto. È un ossimoro fastidioso. E, ecco, questo è un ossimoro del sì, voce di silenzio sottile, invece ci sta. Ecco, vento, fuoco e terremoto furono esperienze esteriori che un po' rivelarono a Elia quello che lui era, il profeta di fuoco. In quelle forze potenti della natura c'era la natura del profeta, di Elia. Elia era una forza della natura, un uomo con una volontà di ferro, una passione per il Signore che gli bruciava dentro, come valve di fuoco, ma il Signore non era nel vento, non era nel terremoto, non era nel fuoco. Per 3 volte appunto, il Signore non era. La 4ª volta dopo il fuoco, appunto, il Signore, il testo non dice che il Signore era nella voce di silenzio sottile, solo voce
silenzio su Dio, senza vergogna. Dove non trovare il Signore o dove trovarlo in maniera perfetta è detto con precisione. Ci può essere e non essere. Nel vento, nel fuoco, nel terremoto, nelle esperienze quasi tante. Ma dove sia davvero è appena suggerito, come se ci fosse un certo timore e pudore nel dirlo. Apro una parentesi a proposito di un comandamento che ci invita a non nominare in vano il nome di Dio, un comandamento che non si riferisce agli operai che bestemmiano tutti i santi giorni, tutte le ore, sono cose da poco quelle. Si riferisce a noi, soprattutto noi che occupiamo questo posto, che a volte parliamo in modo improprio di Dio, con troppa leggerezza, con troppa facilità, come se con Dio facessimo colazione tutte le mattine. Ecco, dovremmo avere questo pudore, non dire Dio è così, Dio pensa questo, Dio vuole questo, almeno avere la decenza di dire forse il Signore vuole questo, forse il Signore. E ecco, parlare troppo di Dio, parlarne a voce troppo alta rischia di confondere la fede con l'eccesso di zelo, con uno stato emotivo o con una passione incontrollata che ha poco a vedere con lui. È un eccesso di ascesi o di zelo o di digiuni può allontanare da Dio più che avvicinare a lui. E concludo con due citazioni, salto qualche altra perché ho già bruciato il mio tempo, e la prima è sempre di un rabbino della tradizione orientale, Rabbi Malbim, il nome completo è lungo, Meir Bush Ben Michel Weiser Malbim, ecco, più semplice, vissuto in Ucraina nel 1800. Lui insegna che chi si dedica a pratiche scettiche eccessive potrebbe non sostenere la prova e finire per soccombere proprio a quei desideri che si proponeva di reprimere. Un altro, Rabbi Yehuda Amitai, insegna, ha detto che chi teme il cielo deve essere rigoroso, ma nessuno dice che il rigore porti per forza al timore del cielo. Giovanni Climaco, andiamo all'ambiente cattolico, cristiano, cattolico, ortodosso. Giovanni Climaco nella Scala del Paradiso dice: ho visto persone debilitate nell'anima e nel corpo per la moltitudine delle loro cadute, intraprendere lotte superiori alle loro forze, senza riuscire a sostenerle. A esse spiegai che Dio giudica la nostra ascesa non in base alla quantità di fatiche, ma in grado di umiltà. Ecco dove non è il Signore, nel delirio umano di onnipotenza, nelle affermazioni assolute, nella presunzione di farcela da solo. Con il primo atto scettico, di alzare lo sguardo verso i monti, inizia la nostra ascesa. Visto che ho ancora un minuto, leggo le ultime due citazioni, in fondo sono le cose più interessanti, le altre cose anche dimenticate. E questa viene dal Monte Athos, dove c'è padre Parisios che vive là. Un giorno vanno a trovarlo due studenti di fisica che vanno a incontrarlo. Padre Parisios dice a questi due studenti di fisica: se non ci facciamo umili, così da scindere l'atomo che noi siamo. In greco atomo significa sia atomo che individuo. Se non ci facciamo umili, così da scindere l'atomo che noi siamo, non viene rilasciata l'energia spirituale di cui abbiamo bisogno per vincere la forza di gravità della nostra natura. La vita spirituale è facile, perché come ci insegna il Signore Gesù, dice Parisios: il mio giogo è dolce, il mio peso è leggero. Pensando di fare un intervento intelligente, gli studenti di fisica aggiungono: ma la porta è stretta e angusta la via. Lo contraddice uno dei due studenti in maniera amabile e gentile, ma sicuro di sé. A questo proposito, l'ispirazione per il digiuno è il grasso benedetto giovane a renderla stretta. Liberati
liberatene e vedrai quanto sia facile. E l'ultima citazione, perché la nostra ascesi deve essere anche rendere bello Dio e anche bello il mondo. Il monaco con la sua ascesi, sempre dalla tradizione orientale ortodossa, è creatore di bellezza, è un artista e non lavora semplicemente colori, suoni, parole, ma lavora se stesso nella sua totalità. Plasma il suo essere. La bellezza della bontà e dell'amore dei santi ti chiama, ti incanta e giudica. Credi e sperimenti che Dio è amore e inconcepibile bellezza, e la sua bellezza è offerta gratuita della ricchezza della sua benevolenza. L'intera creazione dell'universo è cosmo, ornamento e abbellimento divino. Così conosci Dio creatore, quale benefattore e creatore di bellezza. Tutto ciò che ha fatto è cosa molto bella.